È già arrivata stamattina la lettera ai popolari di Vicenza dove viene separato il mutuo dalle azioni. Quindi chi ha firmato per fare il mutuo di quelle azioni non ha più le azioni, deve mettere i soldi. Se non mette i soldi sarà un credito in contenzioso e gli porteranno via la casa, le case, gli immobili andranno a 10.000 euro, 5.000 euro un'abitazione e ci portano via tutto il territorio con questo scherzetto qua. 200.000 le famiglie venete e trevigiane che questa mattina si sono viste recapitare la citata lettera, missiva con cui l'Istituto di Credito ha chiesto ai correntisti la restituzione delle rate del mutuo da oggi slegato e non più garantito dalle tanto vituperate azioni e obbligazioni. A dirlo il portavoce del coordinamento associazioni soci banche popolari venete. Chi ha fatto il mutuo gli è stato chiarito che loro hanno avuto un congruo risultato dai 62 euro a 6,30 euro, quindi il riferimento è 6,30 euro. Quindi semplicemente gli hanno detto avete avuto un congruo risultato, ecco, però sappiate che il mutuo è una cosa e le azioni sono un'altra. Una tragedia questa che vedrà finire ancora più sul lastrico i risparmiatori veneti e trevigiani ad oggi già senza più lacrime, già spolpati di tutto, conto in banca e capitale immobiliare compreso, dice il portavoce degli stessi. Adesso è un mutuo semplice con una firma, se loro non pagano il mutuo perché sono in difficoltà o perché lo contestano, rischiano i beni immobili. L'atomica finanziaria che è esplosa a Montebelluna e a Vicenza farà delle radiazioni finanziarie che ci colpiranno tutti ed è questo che nessuno vuole capire. Il governo deve immediatamente istituire la commissione d'inchiesta e bloccare questa tragedia. Famiglie che con il loro portavoce e rappresentanti delle associazioni hanno pure chiesto l'aiuto e l'appoggio di Papa Francesco. Siamo andati dal Papa per portare la testimonianza e per avere un aiuto dal cielo, dato che dalla terra non ce n'è più, almeno finora non è arrivato un granché. Allora abbiamo portato questa lettera in modo che ci dia la forza e la benedizione per proseguire in questa battaglia contro queste forze finanziarie.